ci sono 200 imprese cinesi registrate nel territorio della Riviera del Brenta. È chiaro che queste sono quelle iscritte alla Camera di Commercio, poi ce ne sono delle altre, allora solo queste vanno verificate. Il grido d'allarme di un settore sull'orlo del baratro è stato anche grazie alle segnalazioni costanti della CNA veneziana se l'operazione delle forze dell'ordine ha permesso di scoprire nuovi laboratori dell'illegalità. Ma il settore tessile e calzaturiero, già sceso in strada per denunciare la concorrenza sleale dell'Oriente, è ugualmente preoccupato per il futuro, anche perché le storture e soprattutto le lacune della legge potrebbero vanificare da subito il blitz. Tra i 14 laboratori chiusi infatti si è già scatenata una sorta di corsa alla regolarizzazione. I gestori colti in fallo, pagando una multa di 1.500 euro allo Stato e i contributi ai lavoratori in nero, possono riaprire subito l'attività. Poiché nella totalità dei casi i dipendenti dichiarano che proprio quello dei controller è il primo giorno occupato in quel laboratorio, le strutture potrebbero riprendere subito a lavorare. Un vuoto legislativo che va colmato subito. Adesso devono intervenire le istituzioni, per cui i sindaci, i parlamentari, i consiglieri regionali devono darsi una mossa dal punto di vista normativo per colmare questo problema, perché altrimenti se no la soluzione non si trova. Non solo, artigiani e terzisti chiedono pure che i grandi marchi e le grandi griff siano perseguiti per aver affidato la produzione in ultima istanza a sistemi illegali come quelli dei laboratori cinesi, così come accade per tutti quei settori che non controllano la regolarità delle ditte in appalto o subappalto. I numeri della rovina della Riviera del Brenta mettono i brividi, flessione del 14% dei calzaturifici e del 19% dei tomaifici. Dall'altra parte invece esplodono le nuove imprese, tutte orientali, senza però che aumenti l'occupazione. I conti non tornano e le conseguenze del lavoro sommerso si fanno sentire come un virus inarrestabile. Ci sono circa 130 imprese della filiera nella Riviera del Brenta del calzaturiero e che occupano numerosi lavoratori, che questi lavoratori in questo momento sono in difficoltà, in cassa integrazione e le aziende rischiano di chiudere, per cui o risolviamo il problema oppure ci troviamo un altro dramma economico come quelli che stanno succedendo in altre parti della provincia di Venezia e d'Italia.